Loris Palmerini, candidato alla presidenza della provincia di Padova per la lista Venezia e per l'autogoverno, quali sono le linee guida del vostro programma? Beh, intanto permettete di ringraziare la 8 perché siete la prima TV che ci intervista. Fino ad oggi, a pochi giorni dal voto, non è ancora stato scritto una sola riga su di noi. C'è una censura feroce che sta privando gli elettori della capacità di scelta. Noi stiamo proponendo l'applicazione di leggi italiane, la cui la magistratura ci ha dato ragione che esistono, che riconoscono ai veneti il diritto al 100% delle tasse e la gestione completa del territorio. Sono leggi disattese, sono leggi europee. Abbiamo chiesto a Strasburgo l'applicazione ed ecco che l'Italia finge di fare il federalismo in realtà applicando leggi vecchie. Noi siamo l'unica realtà che sta cambiando e vogliamo trasformare la provincia in un territorio autogovernato con il trattenimento del 100% delle tasse, il bilinguismo veneto-italiano, il patentino linguistico e servizi sociali all'eccellenza grazie ai soldi che noi veneti non andiamo a rubare a nessuno. Ecco, c'è un provvedimento nello specifico che secondo voi è più urgente? Certamente abbiamo il problema che l'economia è frenata anche da queste banche che da una parte socializzano le perdite facendole pagare ai cittadini e dall'altra chiudono e fanno chiudere le imprese. A catena lasciano a casa i lavoratori, c'è sempre l'economia che sta frenando, arriveranno altri problemi economici che sono già sul tavolo della Commissione europea. Quindi l'economia è fondamentale, il finanziamento delle aziende, un sussidio sociale almeno di uno stipendio pieno per chi resta a casa, non per propria colpa ma perché l'economia viene strangolata da questo sistema bancario che ha fatto un debito pubblico fasullo, che è un falso in bilancio.